Si riunirà mercoledì pomeriggio alle 16:30 a Selvazzano Dentro, nel Padovano, l'Assemblea dei Sindaci dell'Anci che dovrà eleggere il successore di Maria Rosa Pavanello, sindaco di Milano e presidente uscente dell'Anci Veneto. Mario Conte, primo cittadino di Treviso, è pronto a raccoglierne il testimone. Un altro tassello per la Lega, che invece di demolire un ente che fino a poco tempo fa non vedeva di buon occhio, si è decisa a guidarlo. Intanto aspettiamo che arrivi mercoledì, faccio i complimenti invece alla Presidente Maria Rosa Pavanello che ha fatto un lavoro davvero molto importante, anche perché è bello quando all'interno di un'associazione ci indossa tutti la fascia da sindaco, ma le tessere di partito rimangono fuori perché le tematiche che vengono affrontate dall'Anci devono essere trasversali. Quindi mi fa piacere che si sia pensato a me per questo ruolo, ripeto, intanto faccio i complimenti alla Pavanello e poi vedremo mercoledì come andrà a finire. Continuità con il lavoro di Pavanello, si propone il sindaco di Treviso, che ha già in mente parecchi fronti su cui lavorare. Dallo sblocco delle disponibilità dei comuni virtuosi da un punto di vista economico allo sblocco delle assunzioni, perché ricordo che noi in 15 anni abbiamo perso quasi 180 dipendenti. Mi piacerebbe portare avanti, e lo farò, la partita delle polizie locali, perché una volta per tutte venga inquadrato il suo ruolo, se sono forza di polizia o se sono una forza amministrativa. Di certo però non posso più accettare che agenti di polizia locale finiscano in ospedale perché vittime di aggressioni per aver svolto un ruolo che in realtà non sarebbe il loro.